La comunità di Sant'Eufemiano a Carasco, chiamata a raccolta, il cantiere aperto dalla Chiesa, attende nuove risorse economiche per essere portata a compimento. Il 30 ottobre, assemblea pubblica. Non si può amare solo finché conviene. Il Papa in udienza ha affrontato il sesto comandamento, non commettere adulterio. Francesco ha insistito su un'adeguata preparazione al matrimonio. La situazione di stallo della Virtus Entella pesa su 80 persone tra dipendenti e collaboratori. L'incertezza rivolta è sul gioco e sul futuro lavorativo. Oggi amichevole a porte chiuse con il Genoa. A Rapallo la 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico, venerdì sera dibattito a due voci, sabato confronto tra giovani e a pranzo insieme, al centro il tema del valore dei luoghi di culto. Chiavari base del progetto Delfini Metropolitani, il golfo perlustrato da ricercatori dell'Acquario di Genova che hanno monitorato la presenza di cetacei nel nostro mare. Benvenuti al TG13, buongiorno a tutti. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di una piccola comunità della nostra diocesi, la chiesa di Sant'Eufemiano a Graveglia. È in corso una vera e propria mobilitazione per sostenere la ripresa dei lavori di consolidamento della chiesa parrocchiale. L'opera avviata grazie a 2 contributi dell'8 per 1000 sta vivendo un momento di stallo dovuto al ritrovamento di reperti archeologici sotterranei. Al contempo sono necessari nuovi fondi che la comunità deve reperire. Il prossimo 30 ottobre è convocata un'assemblea pubblica alle 21 per illustrare lo stato dell'opera e sensibilizzare potenziali benefattori. Sentiamo. Il cantiere aperto nei pressi della chiesa di Sant'Eufemiano di Graveglia era partito da un'esigenza: consolidare l'edificio fatiscente della vecchia canonica che negli anni aveva recato danno anche alla struttura ecclesiale, provocando una spaccatura all'interno della chiesa. Per quest'opera era stato ottenuto l'aiuto da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Una cosa che non avviene molto spesso, di avere 2 contributi contemporanei, uno per consolidare e restaurare la chiesa dentro e fuori e uno per la canonica. Durante la fase di demolizione della canonica, un primo intoppo, il rinvenimento di alcuni reperti archeologici. Che alla profondità di 4 metri sono usciti dei reperti, diciamo un muretto, un arco, che sono databili circa quasi 1000 anni fa, insomma, che erano della vecchia prioria, quando c'erano i monaci ancora di San Colombano e così via. E questo ha complicato un po' tutto. La comunità di Graveglia ha dovuto farsi carico quindi anche degli scavi archeologici con un aggravio di spesa. L'ammontare complessivo era stato coperto con i fondi della CEI per un valore di 105.617 euro, 8.431 euro attinti dalla cassa parrocchiale e 100.000 euro elargiti dalla diocesi. Per portare avanti l'opera è stato necessario chiedere un ulteriore aiuto. Adesso, per grazia di Dio, la CEI ha compreso la situazione e ci ha dato l'opportunità di un terzo contributo molto importante, perché ci permetterà di consolidare la chiesa. C'è da risanare dentro una spaccatura che era derivata diciamo, dal peso un po', almeno dicono gli esperti strutturisti, dalla canonica, e quindi c'è da fare fuori e dentro. Il prossimo 30 ottobre è convocata un'assemblea alle 21 aperta a tutti per trovare ogni soluzione possibile finalizzata al reperimento degli ulteriori 86.000 euro. Ecco, l'importante è che chiunque può dare una mano a questa parrocchia a trovare questa cifra, anche se non nell'immediato, ma nel tempo in cui dureranno i lavori. Però adesso bisogna decidere se abbiamo le forze per rispondere a Roma, dire sì, accettiamo il contributo e la nostra parte c'è. Ora parliamo dell'udienza generale tenuta questa mattina da Papa Francesco in piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la catechesi sui comandamenti, affrontando il sesto comandamento: non commettere adulterio. Non si può amare solo finché conviene, ha detto Francesco, che ha parlato dell'importanza della fedeltà nelle relazioni umane e riguardo al matrimonio ha insistito sulla necessità di una preparazione adeguata. Nessun rapporto umano è autentico senza fedeltà e lealtà è quanto ha affermato il Santo Padre. Sentiamo proprio un passaggio della catechesi di Francesco. Non possono promettersi fedeltà nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e di amarsi e onorarsi tutti i giorni della loro vita solo sulla base della buona volontà o della speranza che la cosa funzioni. Hanno bisogno di basarsi sul solido dell'amore fedele di Dio,
E per questo ci vuole, prima di ricevere il sacramento del matrimonio, ci vuole una accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell'amore e con l'amore non si gioca. Non si può dire preparazione al matrimonio a 3 o 4 conferenze date in parrocchia. Questa non è preparazione, questo è finta di preparazione e la responsabilità di chi fa questo cade su di lui, sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale, è un sacramento, ma si deve preparare con un vero catecumenato. Al termine della catechesi il Papa ha rivolto un saluto particolare a tutti i pellegrini polacchi. Vediamo la notizia che è stata pubblicata sul sito di Radio Vaticana. La Carta della Pace redatta dagli studenti polacchi e la giornata di solidarietà con la Chiesa perseguitata che si celebra domenica prossima in Polonia e quest'anno devolve sostegno economico al Pakistan. Per questa iniziativa meritoria il Papa ha ringraziato tutti i pellegrini presenti provenienti dalla Polonia per queste iniziative di pace e di solidarietà. Cambiamo ora argomento, parliamo della vicenda di stallo che sta vivendo la Virtus Entella, che pesa e preoccupa decine di lavoratori impegnati a vario titolo nella società. Quella biancoceleste è una vera e propria azienda con un indotto che vive oggi un momento di crisi forzata che ha ripercussioni sul gioco ma anche sul livello occupazionale. Sentiamo. Sono 80 tra dipendenti e collaboratori le persone in forza alla Virtus Entella che vivono con preoccupazione lo stallo alla quale la società è costretta. Difficile da credere solo qualche tempo fa, quella biancoceleste è un'azienda che sta vivendo una crisi che potrà avere risvolti sull'occupazione, non soltanto sul gioco. Cito solamente la biglietteria, il responsabile della biglietteria, tutta la sua struttura che è completamente bloccata, la segreteria, l'aspetto dei social, tutta l'organizzazione è in una fase di stallo per questa difficoltà legata alla riammissione. Le decisioni che arriveranno, perché prima o poi dovranno arrivare, incideranno sul potenziale occupazionale della Virtus Entella, ovvero in Serie B o in Lega Pro cambia dal punto di vista dell'occupazione? Cambia, infatti c'è anche la difficoltà con molte persone di non potersi prendere degli impegni anche economici, perché comunque oggettivamente il budget della Serie B è completamente diverso da quello della Lega Pro. Quando verrà decisa la categoria allora cercheremo di quantificare quanti sono stati i danni che ci è costata questa situazione incredibile. La società attende che venga applicata la decisione del collegio di garanzia del CONI che aveva riammesso la Virtus Entella in Serie B. La posizione poco conciliante di Lega B e FIGC è stata definita anche da molti esperti del settore un assurdo, una brutta pagina di sport. La società di Antonio Gozzi spera che questo capitolo possa chiudersi in fretta. I tempi devono essere brevi perché sicuramente bisogna giocare, non si può aspettare ancora per i calciatori, per la città, per i tifosi, per tutto il sistema. Abbiamo bloccate 5 squadre di settore giovanile che non sanno a che campionato partecipare. Sperate adesso nel nuovo presidente della FIGC? Sì, speriamo che lui si prenda le sue responsabilità e credo che la cosa migliore da fare sarebbe quella di dare un segnale immediato per cercare di cancellare tutto quello che è stato fatto in questi ultimi 2 mesi. Intanto oggi pomeriggio alle 15 al campo di Pegli la Virtus Entella scenderà in campo per un amichevole contro il Genova. La gara sarà disputata a porte chiuse. Nonostante lo sciopero generale proclamato per venerdì, il sindacato CUB Trasporti Liguria ha deciso di non aderire per il settore autoferro per non pesare sulla precaria situazione della viabilità dovuta al crollo del ponte Morandi di Genova e tenuto conto che l'agitazione riguarderà anche i treni. Le Corriere, fa sapere a TP Esercizio, circoleranno regolarmente. A Sestri Levante il consigliere di minoranza Paolo Smeraldi ha presentato una mozione per chiedere alla Giunta di attuare iniziative
iniziative per la prevenzione dell'aborto e il sostegno alla maternità. Smeraldi riporta i dati del Ministero della Salute, secondo i quali nel 2016 la Liguria ha avuto il più alto tasso di aborti in Italia. A Sestri Levante, spiega ancora, il saldo demografico è negativo dal 2002. Così, prendendo spunto da altri comuni del territorio, Smeraldi invita il sindaco ad impegnarsi su 3 punti. Proclamare Sestri Levante città a favore della vita, sottoscrivere ogni anno un progetto Gemma e un progetto simile per sostenere madri e bambini residenti ed infine divulgare tramite i pannelli luminosi del comune il messaggio di SOS Vita. Una serata di dibattito pubblico e una mattina di condivisione con il pranzo insieme. Anche quest'anno saranno 2 momenti che la diocesi vivrà in occasione della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. Le giornate sono quelle di venerdì e di sabato prossimi. Il diritto delle minoranze religiose ad avere un luogo di culto dove pregare è il tema della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. In diocesi sono previste 2 giornate d'incontro organizzate dalle chiese cristiane e dalle comunità musulmane del Tigullio. Al centro il valore del dialogo, oggi fondamentale per vincere quel clima di paura, soprattutto verso l'Islam. Non confondere l'Islam vero, l'Islam che vuole la pace, il dialogo, l'incontro, con le sue manifestazioni, diciamo, violente che non appartengono di diritto a quello che è l'Islam storicamente. La giornata del dialogo venne avviata nel 2001, all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle, per sottolineare che all'origine l'Islam è una religione di pace. Questo tema di paura incide alla guerra, vediamo anche le reazioni delle persone, quando ti guardano comunque hanno paura. Quando il tema della guerra, il tema di odio verso l'altro è così diffuso, e allora è questo il mondo purtroppo dove viviamo adesso. Noi, il nostro dovere è far capire alle persone che siamo esseri umani prima di tutto e poi persone di fede. Venerdì sera alle 21 nella Casa della Gioventù di Rapallo si terrà dunque un incontro pubblico a 2 voci. Per parte cristiana Paolo Naso, che è docente di scienza politica, coordinatore del Master in Religioni e mediatore culturale presso la Sapienza a Roma. Per parte musulmana Alfredo Maiolese Faisal, presidente della Lega dei Musulmani d'Europa, quindi è l'occasione di avere entrambe 2 figure davvero di alto livello e anche di mentalità aperta che ci aiuteranno, io credo, in un clima assolutamente di dialogo, di rispetto reciproco nell'approfondire questo tema. Sabato 27 ottobre, infine, alle 10 ci sarà un momento di conoscenza e scambio dedicato ai giovani che terminerà con il pranzo insieme. È anche un po' preparato sia da alcuni giovani musulmani che verranno da Milano, sia da alcuni giovani cristiani delle nostre comunità e chiese. Sarà un vero e proprio dialogo su questo tema. Per prenotare occorre contattare Don Gian Emanuele Muratore al numero 338 177 8471. Le comunità di San Bartolomeo di Borzonasca e San Lorenzo di Levaggi si preparano ad accogliere il nuovo parroco Don Daniele Beronio. L'ingresso ufficiale sarà sabato 3 novembre alle 15. Il sacerdote, accompagnato dal vescovo Alberto Tanasini, giungerà in piazza Severino, dove si svolgerà la cerimonia di accoglienza con il saluto del sindaco, della popolazione e dei ragazzi. Seguirà la messa presieduta dal vescovo, animata dal coro Ramazzotto. Al termine della funzione ci sarà un momento di condivisione e fraternità in piazza offerto dai fedeli della comunità. Da quest'anno il Lab Ter Parco di Portofino avvia con la scuola di San Lorenzo della Costa un progetto sperimentale di educazione ambientale continuativa esperienziale. La scuola di San Lorenzo diventerà la scuola nel parco. I bambini iscritti alla scuola parteciperanno ad incontri bisettimanali con gli operatori di educazione ambientale per affrontare temi ad ampio respiro ed uscite mensili lungo i sentieri del parco e dell'area marina protetta di Portofino per sviluppare una conoscenza esperienziale dell'ambiente. All'interno dell'istituto scolastico troverà sede un piccolo laboratorio permanente di Lab Ter dotato di appositi strumenti didattici di cui anche altre classi potranno usufruire nell'ambito dell'attività di educazione ambientale. Alcuni momenti formativi coinvolgeranno anche la scuola materna. E rimaniamo su tematiche ambientali perché Chiavari per la prima volta è una delle basi del progetto Delfini Metropolitani dedicato allo studio dei cetacei lungo il litorale e portato avanti da ricercatori dell'Acquario di Genova.
Delfini Metropolitani è un progetto di ricerca a lungo termine gestito dalla Fondazione Acquario di Genova. Il suo scopo è studiare i delfini che popolano le coste liguri all'interno del santuario Pelagos, l'area marina protetta di circa 87.500 km². La ricerca si concentra soprattutto sul tursiope, una specie di delfino che vive principalmente nell'area costiera, maggiormente antropizzata, da qui il nome del progetto Delfini Metropolitani, ed ha imparato a relazionarsi con le attività umane traendone vantaggio. Il tursiope non è un animale che rischia, diciamo, la collisione il più delle volte, cioè di essere investito, però quando l'ambiente è troppo pieno, diciamo, della nostra presenza, allora quel territorio diventa più difficile da sfruttare per lui e quindi il rischio è che ci sia quella che si chiama una frammentazione dell'habitat, e quindi è importante imparare ad andare per mare essendo consapevoli che quel mare è la casa di alcuni animali. Un progetto che unisce la ricerca scientifica alla tutela dell'ambiente marino ed è stato possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Acquario di Genova, la Lega Navale di Chiavari e Lavagna e Marina Chiavari. Sono stato contattato dall'Acquario, questo fa piacere perché vuol dire che la nostra attività, sia come Lega Navale in generale, nazionale, siamo su tutto il territorio nazionale, quindi siamo conosciuti, ma anche proprio localmente sta dando dei frutti anche di sinergie, che è un po' la filosofia che io ho sempre nelle mie iniziative, cioè mettersi insieme per ottenere dei risultati. Marina Chiavari tramite il Comune ha messo a disposizione le sue strutture, cosa che rientra anche tra le attività previste da Marina Chiavari, che sono proprio quelle di cercare di avvicinare la popolazione a tutto quello che è l'ambiente marino. Le parti sperano di collaborare in futuro ad altri progetti di tutela e valorizzazione ambientale. Tra le iniziative già in programma, una serata della rassegna Uomini e Navi sarà dedicata ai risultati della ricerca. Codice del terzo settore, orientarsi nel cambiamento, è il tema del convegno promosso dal Celivo per domani, giovedì 25 ottobre. La conferenza si terrà all'Auditorium dell'Acquario di Genova con la partecipazione di esperti del settore chiamati a fare il punto sulla riforma dello stesso. Un incontro utile per aiutare i volontari dell'associazione ad orientarsi nei processi di attuazione e adeguamento. Per permettere a tutti di partecipare sarà attivata una diretta streaming sul canale YouTube Celivo Genova. Per chi volesse si potrà seguire l'incontro nei locali del Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutte le altre notizie e lo sport. Avvenire apre con le parole del Papa: il populismo cresce seminando l'odio. Parlando ai giovani, Francesco lancia un monito sui migranti ricordando le tragedie della guerra. Il Mediterraneo è un cimitero, l'Unione Europea trovi un'intesa sull'accoglienza. E intanto cosa succede al confine, alla frontiera? La Francia respinge i minori in Italia, denuncia del Viminale, violate le norme internazionali. E a proposito di Europa, la manovra è bocciata ma il governo insiste, lettera della Commissione, intervista a Dobrovskis, così fermate la crescita. L'Avvocatura dello Stato dice il suicidio assistito resti un reato, così la consulta decide. E poi l'allarme che arriva da Verona, esplode il ricorso alla pillola del giorno dopo. Andiamo a vedere sulle pagine interne del quotidiano Avvenire. Pillola del giorno dopo, allarme scuote Verona, impennata del 700% nella città tanto criticata per gli aiuti stanziati alla prevenzione dell'aborto. Indagine shock di Federfarma sull'aumento delle vendite, la fascia più a rischio è quella dai 15 ai 24 anni, prendono questi farmaci come fossero aspirine. E nemmeno le aspirine bisognerebbe prendere come fossero aspirine. Ma andiamo al secolo XIX. Mattarella, sul decreto abbiamo un debito con la città di Genova. Ultimi correttivi, stretta alle regole antimafia e più fondi per la mobilità. Il testo arriva in aula a Montecitorio, via alle votazioni. E poi Terzo Valico, opera strategica, in Liguria Movimento 5 Stelle non vota contro. Intervista a Toti, presidente della regione, ma nei panni di uomo autorevole di Forza Italia, dice: Forza Italia cambi o la Lega può stravincere. Un fatto incredibile a Savona, la nuova Authority, il nuovo edificio dell'Authority sul porto, distrutta da un maxi rogo, paura in città, 6 piani in fumo. E poi l'iniziativa Rapallo, al bar pasticceria il caffè si paga con in follower.
Andiamo ancora a Rapallo, ma sulle alture verso Montallegro. Case di Noè, stop all'intervento edilizio. Il Consiglio di Stato salva l'antico borgo a San Maurizio di Monti, annullato il permesso di costruire emesso dal Comune a un immobiliare nel 2016. L'edificio era adibito a fienile o stalla. L'abbiamo fatto perché è una battaglia di civiltà, parlano gli abitanti di San Maurizio di Monti. Per sistemare le nostre case ci hanno giustamente imposto 1000 regole, bene, ma devono valere per tutti. Il Comune ha scelto di non costituirsi in giudizio, la sentenza aria di grande pregio. Un fatto di cronaca alquanto strano: evade dal San Martino ubriaco, fa l'autostop ma lo carica l'auto dei carabinieri. Operaio coinvolto nel 2009 nell'omicidio di Natalia Procina e ai domiciliari, finge un malore, si fa ricoverare ma poi fugge. 9 anni fa era stato accusato di aver occultato il corpo di una donna uccisa dal cugino, e ora è di nuovo ai domiciliari a Recco. Andiamo ora in redazione per le ultime notizie. Per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina. Nella mattinata di ieri un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lavagna in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica lo scorso 17 ottobre. L'uomo, un operaio edile domiciliato a Lavagna, dovrà scontare 10 mesi di reclusione agli arresti domiciliari per reato di distruzione e occultamento della documentazione contabile, questo reato commesso nel 2009. Poi i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Genova, che durante i controlli alle società che si occupano di gestione e smaltimento dei rifiuti hanno denunciato alla Procura della Repubblica il dipendente delegato in materia ambientale e il presidente del Consiglio di amministrazione proprio di una di queste società. I reati contestati riguardano l'inosservanza del layout aziendale nella gestione dei rifiuti plastici, la mancanza in alcune aree di cartellonistica indicante la tipologia di rifiuti stoccati e la tenuta incompleta del registro delle rilevazioni radiometriche. È stata poi applicata la procedura estintiva del reato, che è applicabile solamente nel caso di assenza di danno ambientale e che consente ai responsabili di adottare tutti gli accorgimenti necessari a porre rimedio alle contestazioni e di pagare una sanzione amministrativa per estinguere il reato. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, parliamo ora di sport, bocce. Nei giorni scorsi si sono disputate a Chiavari le gare del 57° campionato nazionale di bocce volo promosso dall'Unione Sportiva Acli. 5 le finaliste. Il primo posto nella classifica dei comitati provinciali è andato a Novara con il punteggio di 87, seguito nell'ordine da Aosta 70, Cuneo 57, Trieste 50. Sentiamo le interviste. 78 giocatori in rappresentanza di 5 province italiane, Aosta, Cuneo, Novara, Trento e Trieste. Sono i numeri della 57esima edizione dei campionati nazionali bocce volo dell'Unione Sportiva Acli, ospitati nei giorni scorsi a Chiavari. Gli atleti si sono sfidati in questa specialità che è annoverata tra le 3 proposte dalla Confederazione Mondiale come possibile nuova disciplina per le Olimpiadi 2024. La Federazione Bocce ha 3 specialità, sono volo, raffa e petanque. Questa è la specialità del volo ed è un campionato storico perché la prima edizione in assoluto si è svolta nel 1960 a Roma, poi a parte qualche edizione che è saltata per motivi diversi, qualche volta anche legata alle condizioni atmosferiche avverse perché non sempre c'era la possibilità di avere i campi coperti, è arrivata la 57esima edizione. Alla manifestazione sportiva hanno portato il loro saluto il presidente nazionale dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo, e il vicepresidente nazionale Tonino Meola. L'evento è stato di richiamo sia per la specialità sia per Chiavari e le cittadine limitrofe che hanno potuto ospitare oltre 200 presenze tra accompagnatori, familiari e sportivi. Le Acli come ente di promozione sportiva fa parte appunto del CONI e devo dire che in questo momento l'Unione Sportiva Acli ha il coordinamento degli enti di promozione sportiva, quindi noi diciamo che all'interno del CONI rappresentiamo un po' la sintesi e le istanze di tutti gli enti di promozione, i quali come sappiamo hanno lo scopo, la mission di portare, ripeto, lo sport come missione, come valore sociale, come strumento di inclusione, a differenza del compito altrettanto utile e importante delle federazioni che è quello di formare l'agonista, di portare e di preparare le Olimpiadi. Per dire che c'è spazio per tutti per fare sport. Assolutamente sì, il nostro motto è sport per tutti, 1 su 1000 ce la fa, gli altri 999 li portiamo noi.
Rettifico, il comitato provinciale vincitore è Trento con 87 punti, seguito da Novara con 84. E ora diamo uno sguardo alla nostra programmazione serale, un nuovo programma che inizia in questo cammino verso della novena dei morti. Oggi inizia la preparazione appunto alla commemorazione dei defunti. Telepace propone un tempo di riflessione in vista di questa memoria importante del calendario liturgico. Don Andrea Buffoli ci accompagnerà con delle riflessioni quotidiane. Don Andrea, direttore dell'ufficio liturgico della nostra diocesi, ha preparato delle brevi riflessioni che abbiamo iniziato a proporre da questa mattina. Lo spazio dal titolo Chiamati a sperare va in onda ogni giorno e ogni edizione del telegiornale ogni mattina prima della messa delle 9:30, al termine della preghiera del Rosario e attorno alle 17. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, alle 20:30 e alle 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.